Ma io vedo una questione più generalizzata, direttore, che è quella che riguarda la povertà crescente che è ovunque. Anche nel Sì, nostro Veneto cosiddetto benestante, in realtà abbiamo 600.000 persone che soffrono un livello di povertà quasi di indigenza in parte, un terzo di queste addirittura l'indigenza. E questo è un tema dal quale non possiamo prescindere. Vuol dire che bisogna fare molto di più, vuol dire che bisogna assumere iniziative e attenzioni verso il sociale, come io dico sempre, come chi vive la realtà con attenzione si rende conto quotidianamente. Abbiamo un sociale che è diventato la preminenza assieme alla necessità di governare il territorio in modo diretto, quindi Roberto. l'autogoverno del territorio, i punti fondamentali di chiunque vada a occupare uno spazio nell'amministrazione di questa regione.